Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, tra uno stop spin, adesso vi spiego una cosa raga, visto che se no veramente ci mettiamo 3 anni, 4 mesi, 57 giorni, per ritornare soprattutto 2,50, cioè nel senso vi faccio vedere solo se c'è il punto per la vittoria, ma facciamo vedere la finale, perché se no raga veramente faccio un torneo a video, è troppo lunga. Adesso abbiamo un 2,50 a Auckland, gennaio, quindi si parte per la terza stagione e bisogna assolutamente vincere, non dico tutti i 2,50, ma quasi. Quindi si parte Auckland, ok. Si va in New Zealand e siamo contro il cubano Damon Fonseca, che sarà l'allenatore del Milan. Ci becchiamo per il punto decisivo. Ragazzi, match point, stiamo dominando il nuovo outfit Kume indiano. Guardatelo, bellissimo, come il sole. Di notte. Non una gran prima, sinceramente. It's Miracle Kume. Scambiamo. Brutto. Yes, si vola in semifinale. Games del match come donne. Guardate che outfit arancione, orange come. Salutiamo Fonseca. De Fonseca. Guardatelo. It's incredible come. It's incredible. Vediamo qualche highlights. Buono, andiamo. Buono, vediamo contro siamo in semifinale. Contro affrontiamo Todd Moore. Todd Moore, molto forte Todd Moore. Buono. Vai raga, doppio break point, doppio match point, scusate, 2-1. Che voglio partire bene con la vittoria ad Auckland. Bello, porca miseria, annullato il primo match point. Vediamo Moore, il canadese Moore. Questo outfit mi gasa troppo, la costa arancione. Ecco, forse gli regalo un po' campo. No. Guarda che roba, mi annulla 2 match point. Ecco, questo non sopporto che ancora quando serve non sbagliano mai, che non è normale. Ecco, appena detto godo. Terzo match point per Veneziano. Io l'ho chiamata, Moore, vinciamo. Finale. Boh. Dai, comincia bene l'anno. Saliamo poco, cazzo, adesso. Contro il giocatore delle Figi, Josh Zammit. Uno dei più grandi della storia. Josh Zammit. Eccoci, guardatelo. Questa è una delle più belle immagini che possiamo vedere di un cubo. Meraviglioso. Tensione alle stelle. Eccolo. Saluta il pubblico, il talentissimo. Finale ad Auckland. Subito si comincia con un fallo. Perché voglio vincere 2,50, bisogna vincerli per scalare le classifiche, che voglio fare i tornei più prestigiosi, ragazzi. Al terzo anno siamo ancora relegati qua. Sto qua ci fa vedere a cara la pelle. Proprio un tiro svogliato. Ecco, partenza di merda. Sì, vabbè, però adesso sti qua si inventano i punti della vita. Ecco. Zittiamolo. Dai. Brutto. Buon servizio, non eccezionale. Gli ho dato un bel tiro, però non l'ho sfruttato a dovere. No, bruttissimo. Non un gran tiro. Qua mi salvo.
Per il rotto della cuffia qua mi fi... Ah, bravo lui. Bravo lui, attenzione, doppia palla break, malissimo. Inizio di finale orrendo. Devo annullarli 2 palle break, non facile. Buono, prima annullata. Ma dai! Mi sono aperto bene il campo, ma ho tirato malissimo. Non stiamo giocando per niente bene sta finale. Che qua mi sono salvato. Incredibile linea. Merita lui. Bruttissimo primo set perso. Ai ai ai, breccata del Figiano, del Figetto, del Figione. Adesso dobbiamo recuperare, non sarà facile. Devo fare subito il contro break, altrimenti è sconfitto in finale. Incredibile. Ancora nel terzo anno faccio fatica a vincere i top 250. È incredibile, incredibile. Molto molto male. Non mi aspettavo sto inizio di finale. O mi sveglio, è finita, ragazzi. Niente, è impossibile. Incredibile. 2-0, non lo recupero più, ho paura, C'è bisogno dell'acuto. Comendiano. C'è bisogno dell'acuto comendiano. O so cacchi. Sì, vabbè, ma non può mettere tutte perfette, però che palle, oh. È palloso, però questi non sbagliano mai. Anche questa ha preso. Qua sbaglio io, però. Sto giocando malissimo. Però ancora devo fare questo è veramente un punto pesantissimo. Ottima risposta. Bello questo, e la prendo ovviamente. No! Questo è dentro, ancora no. Però ha tutte lui le priorità. La vedo dura di fare sto punto. Sto tirando malissimo. Giusto così. Ancora miracolo. Non chiude però. E chiudo io, ma vaffanculo. Mamma mia, che disastro, che disastro. Perdere addirittura 3-0 anche no, però, Se lui le salva tutte. È questo che è impossibile. Vedi, cioè, non può essere che uno le salva tutte a questi livelli, dai. Questo poteva essere un bel ace. Oh, finalmente. Non che questa! Guarda che tiro di merda. Anche questa. No, vabbè. Truccata da morire, truccata proprio. Ecco un ace, vaffanculo, va. Di rabbia. Ma troppo, dai, troppo stracciata. Dai, non è finita, anche se sembra finita. Bruttissimo. Orrendo. Anche questa. Dai! Che cacchio! Dai che non è finita. Bello. Un servizio degno del peggior Cube. Bruttissimo. Silenzio, dai, 2-1, 2-1.
Mamma mia, sembrava finita, invece ancora un barlume di speranza. Tanto le salva tutte. Dai. Niente, però veramente le prende tutte, oh. E non ne sbaglia una. Sto sbagliando tanto io, però, eh. Me la sto regalando io, gliela sto regalando io a sto... Madonna, che nervi. No, possibile che non ne mette una rete sto qua, dai. Chi è? Sto le salva tutte. Ti tiro malissimo. Sto me le tira tutte ad effetto e non ne azzecco una. Cioè, hai rotto il cazzo questi tiri, però, eh. Non ne sbaglia una! Va bene. Non ne sbaglia mezza, però, cioè, non è possibile, non è umano. Non è umano. Anche questa. Un po' di culo. Niente, salva. Ovviamente anche questa la sbaglio io. Dio la... Madonna. Niente, perdiamo in finale, pazzesco. Triplo match point. Questo non ne sbaglia una. Doppio match point, ma ormai. Mamma mia, che punto. Perdiamo in finale, purtroppo. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Adesso alleniamoci un po'. Come dice la stagione della Terra. Abbiamo ancora poche energie, ragazzi. Però abbiamo qua il 2,50 di Galveston Bay Arena. Proviamo. Siamo stanchi, però siamo contro ancora Fonseca. E vediamo. Dai, ragazzi, andiamo a chiudere sta semifinale. Bello. Un servizio delicato. Buono. Sulla terra mi sento molto più a mio agio comunque. Con queste pallette. Però la salva ovviamente, ma la mette. Yes! Semifinale. Mamma mia, sembra un altro giocatore sulla terra. Madonna. 3 match point. Odio ancora. No, figa. Ciao ciao. Saluti. Mamma mia, ragazzi, che cume. Signori. Tisi scume. Qui a Houston è finale. Guardatelo. Bello, come il sole. Di notte. Contro Danny Evans. Un bell'uomo, Evans. Un bell'uomo. Fantastico, veneziano. Che tensione, ragazzi. Vai. Giochiamo di notte. Nella romantica notte. Perché vengono dei colpi incredibili, cioè, fioi. Abbiamo un altro giocatore. Facciamo sto game, dopo però ci becchiamo perché voglio fare invece un 500 insieme a voi dall'inizio. Tanto qua siamo sulla terra, ce la possiamo fare. Bello, per questi colpi.
Grandissimo, mamma mia. Signori, un Kume iper devastante quest'oggi. Qui a Houston. Non sbaglio un tempismo. Anche questo, oh yes. Dominio totale, altro 3-0 secco. Dopo la sconfitta ad Oakland arriva una bella vittoria a Houston. E ci facciamo un 500, ragazzi. Ecco, appena detto. Oh, che male, che tiro. Calma, doppio fallo bruttissimo. Perché da solo? Perché va da solo? Ma tanto il joystick vaneggia. No, cosa ho sprecato? Ma vedi che faccio le cagate. Quando penso di aver vinto, ma porca miseria. I colpi liftati, ragazzi, sicuramente sulla terra, sono pesantissimi. Andiamo a chiuderla per piacere. Bruttissimo. Mamma mia che colpi. Grande, incredibile, non c'è andato, stanchissimo. Demotivato, la finale è nostra. Eccolo. E arriva un altro trofeo. E il Kume si guarda anche la ragazza, molto bene. Ed è coppa, signori. Un'altra coppa. Aumentiamo il livello? Ancora no. Adesso andiamo, ovviamente. Adesso devo riposarci, però. Siamo al 100%. Ci facciamo l'allenamento e poi andiamo a... Ci facciamo un Barcellona, ci proviamo. Ok ragazzi, andiamo a Barcellona 500 e proviamo. Contro Svoboda. Ho aumentato molto la potenza e vediamo. Sarà dura, eh. Vai, top 500. Svoboda. Potenza è fondamentale. Però vediamo che nella terra rossa siamo forti. Bellissimo. Siamo in un magic moment secondo me. Ragazzi, ma il dominio è totale. Non ne prende uno Svoboda. Ma che colpo. Un Kume sontuoso. Ma sulla terra un altro gioco, proprio non c'è niente da fare, le prendo perfette. Godo. Ciao. Mamma mia. Sono a livello 14. Il Kume sta crescendo. Tutte perfette praticamente. No. No, brutto. Un colpo brutto. Godo. Non c'è verso. È un veneziano veramente devastante. Sparo case, fiori. Non l'ho neanche vista. Sono i colpi. Sbaglia. In difficoltà, signori. The Masterpiece, Kume. The Masterpiece. Mamma mia, l'ho vista dentro. Brutto errore qua del Kume. Attenzione, Svoboda vuole rientrare.
Lo Svobi vuole rientrare. Siamo i quarti di Barcellona top 500. Ha preso le misure forse Svobi. Non c'è niente da fare. Il tempismo è perfetto sulla terra rossa per il talento. E ragazzi, possiamo volare in semifinale per la prima volta in un top 500. La cosa è bizzarra, alquanto incredibile. Eccoli qua i colpi. Godo. Attenzione, match point 3, lo stiamo silurando. Godo. Non c'è verso, non c'è verso. Il Cume ha dominato, sta dominando la terra rossa, signori. Adesso abbiamo il giamaicano Nick Clark. 17esimo di livello, quindi livelli comunque bassi nella terra rossa, ragazzi. Il Cume sembra aver trovato nella terra rossa la sua dimensione. Vuole diventare il Nadal italiano. Vabbè, ma ragazzi. Imbarazzante. Ci stiamo inventando cose mai viste. No, doppio fallo che non ci voleva. Finalmente il gioco sembra umano, cazzo, adesso. Non so. Quindi siamo belli riposati, stiamo giocando con veramente... Cioè... Con una tranquillità disarmante. Tutte benissimo, le prendiamo. E sbaglia il giamaicano. Dopo la finale persa a Auckland, veramente un Cume d'altri tempi. Bello questo. Sta graziando. Bello. Il giamaicano si è ingazzato. Il giamaicano si è incazzato. E sbaglia, però sta andando tutto bene. Sembra veramente il nostro momento. Queste liftate, ragazzi. E si gode. In questo momento c'è solo un tennista in campo, qui a Barcellona. Ecco. Ho parlato un po' troppo presto. Tutte perfette. Buono, serviamo addirittura per andare in finale. Comunque la potenza è fondamentale a tirar su. Mamma mia che seccato. La terra rossa sta diventando un territorio di caccia esclusivo. No. Come ci sta regalando veramente la miglior prestazione in carriera finora. In un torneo bellissimo. Proprio lo sento leggerissimo. Peccato. No. Signori, mia. Silenzio. Sentenza comendiana. Sembra un altro sport sulla terra rossa per il momento.
No. Ah, 40, 15. ancora. Buono. E ragazzi, andiamo in finale. No, la salva. Ecco, l'ho detto troppo forte. 40, 30. Si salva mentre quando conta il PC c'è sempre. Non può prendere anche questa. Lo sto attaccando sotto rete, però attenzione. Uh. Bello. Prendila. Madonna, che brutto, eccola là. Deuce. Mamma, cosa stiamo buttando via? No, non era fuori. Bellissimo. E ciao. Advantage. Sampras. Se... Sta andando tutto, ovviamente il giamaicano non vuole perdere. Guarda, non ci credo, steccandolo l'ha messa dentro. Incredibile. Questo è un colpo da maestro, cosa ha salvato? Sta andando tutto qua il giamaicano. Giochiamola. No, ma ha finto la finta, maledetto. Eccola là. Cosa ho buttato via? Calma, calma, calma. To 1. Era un passo dalla finale. Ma lui ha dato proprio, come si dice, ha dato il colpo 15. della vita. Bello questo. Sto mettendo in difficoltà, mi sono aperto il campo e silenzio. Love. 13. Mi sono aperto il campo e silenzio. Questi colpi danno fastidio, mi apro veramente il campo. No, brutto. Non la sfrutta ed è gol. Love. 40. Dai che andiamo. 3 match point. Ancora. Non possiamo sprecarli. Non può inventarsi sempre i colpi della vita. Dai, sono tranquillo, sinceramente. Guarda che colpo. No, 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 no. Ecco, adesso si... Oh, con i match point si svegliano a fiammincato. Non è messo mica così. Mi girano le palle. Yes! Alleluia, fioi. Voliamo in finale. Incredibile, un top 500. Non ha senso. Nulla ha senso. Pare che l'altra sera sia atterrato in ritardo. Contro il numero 25. Siamo stanchissimi. E stiamo salendo anche molto bene le posizioni adesso. Aizen Guo. Sarebbe bello vincerla. Abbiamo trovato dei giocatori scarsi, per fortuna che i turni 14, 17, 18. Come? Guardalo. Eccolo. First set. Giao. To serve. Finale. Play. Finale qui a Barcellona. Love. 15. Dai, che può essere veramente il mio torneo. Che risposta, signori. Non c'è il cinese, non c'è. Dai, 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 che bagata, dai, che bagata.
No, bruttissimo, questo me l'ha messa male. C'è tensione. Ma farà tutte così, me le sta mettendo. Non sto capendo one mazz. Vabbè. Deve essere qua incredibile. Niente, non posso fare le slice come al solito. Cioè, è incredibile. È così che ho vinto le due partite, adesso non posso farle. Devo giocare di potenza con sto qua allora, però sto qua è forte, eh. E ciao. Bene, è finito il momento di gloria, forse, eh? First set. No! Ok. Buono. Love. Peccato. Quando le tiro così, ragazzi, non c'è verso. Non c'è verso. Cosa ho messo di rovescio? No, ma no. Madonna di Dio. Ora. Bello. Bello, bello. No, buono. Questo non me ne dà tanto facili, eh. Porca miseria, a lui il gioco. Forse il The Dream è finito, forse, eh. Non è fallo mai. Sono anche tanto stanco, ragazzi, adesso vedo. Ai ai ai. Niente, ne metto una, ne metto più una. Va bene, dai, insomma, arrivare in finale in un top 500 è incredibile. Buono. E si salva. Sono proprio stanchino, sono a pezzi a confronto di lui. Ho fatto anche troppo. Alcune ha stupito il mondo. È proprio... Mi sta graziando, non riesco a fare un colpo corretto. Bruttissimo. 2-0 e vabbè. Leads 2 games to love. Perdo in finale, peccato. Questa è una grandissima risposta, però. Tanto vengono di quelle risposte, raga. Il come veramente con l'ultimo respiro. Questo è un gran colpo, si apre il campo bene. Ma si salva il cinese. Pallone, eccoli quei pallonetti fantasmagorici del cuore, ma la salva. Questa no però, e invece sì. Questa anche, yes. Anche questa, anche questa. Non ci credo, che culo. No, vabbè. Ecco, meritavo, è incredibile. La meritavo io, Beppe. Stiamo dando tutto, stiamo dando. E questo è un gran colpo. Non se l'aspettava. Dai che non è finita. Non sbaglia più lui, ma che attenzione, è sorpreso ancora. Dai che posso fare un contro break. È teso, è teso. No, questo potuto farlo meglio. Brutto. Orribilante.
Solo che il cinese le sta provando tutte. Sono salvato ancora per miracolo. Bello questo colpo, però il cinese è messo bene. Che rischio che mi prendo. Voilà. Con quello è il colpo che riesco a far bene. Salvate 2 palle break. No, non è destino purtroppo. Peccato qua. A livello di morale veramente dura adesso, Mi ho salvato 3 palle break da 0,40. Peccato. Questa è bella. Advantage Sabras. Quarta palla break. Io faccio più tutti perfetti adesso quando c'è gente che gioca così. Buono, niente. Palleggiamo, bravissimo. Cioè, colpo di merda. Sì. Bravissimo, una pippa. La sto sudando tanto. Bello. E mi apro il campo molto bene. Grande colpo. Advantage Sabras. Advantage. Però vuol dire che adesso i tornei 2,50 dovrei strapazzarli tutti teoricamente. Incredibile. Non me ne va una giusta, però. Io comunque ci provo, grande. Qui sono risposte comediane. Sabras. Settima palla break, sesta, non lo so. Bello questo. Finalmente, dai. Sabras. Leads 2 games to 1. Male. Questo è molto sopra me come ranking. Cioè, come bravura. La Terra Rossa abbiamo capito che è la specialità della casa, forse. Yes. 15 love. Guarda che non è finita come. Guarda che rispo. 15 all. Meoiori. Stanchissimo, veneziano si vede. Bella, ci ho provato. 15 30. Bravo. Ma salvo di culo anche un po'. Ma sono veramente a pezzi. Bravo. 15 Doppio match point, anzi doppio championship point. Come ha stupito il mondo, questo lo possiamo dire. Bello però. Un championship point. Annullato, bruttissimo servizio però. Van de Kume grande. Se lo attacco subito va in difficoltà. Ho paura di far cappelle. Bello. No, advantage Gia. sono stanco e si vede. Ennesimo championship point, il terzo. Però se servo bene fa fatica. No, non la prende, vabbè. È proprio andato a... Set and match Gia. Perdo in finale, peccato, va della 500, però godo. Va bene così, va bene così, va bene così. Andiamo a vedere i ranking.
Giovane promessa. Ok. Ok, medico di viaggio. Ah, bene sta roba. Che bene. Ehi Oliver, Sì, Emma. sembra che il giocatore Allora, che seguiamo fin da team qualche medico. episodio stia cominciando a farsi un nome. Alcuni suoi colleghi mi hanno detto che secondo loro ha fatto un grosso passo avanti nella sua carriera. Beh, è logico. Bastava guardarlo giocare per capire che avrebbe fatto grandi cose. Bisogna capire cosa fare. Tutto l'inizio. Deve continuare a crescere e mostrare al mondo di cosa è capace. Una cosa è certa, questa non sarà l'ultima volta in cui parleremo dei suoi progressi. Apriamo questo. Ok. Poi viaggio. Facciamo questo. Ok. Campi in terra, in erba, in cemento. Facciamo questo, dai, che se ne faremo di 500, visto che possiamo far bene. Facciamo sti qua intanto. Andiamo a vedere il ranking, siamo 32esimi ragazzi, cominciamo a dire la nostra. Molto bene, cosa abbiamo? Sono sempre qui, ciao. Raga, ho saluto il comandante veneziano, finalmente. Ci siamo, adesso devo fare vinci 3 allenamenti oro, vinci 3 eventi speciali, argento, vinci 4 tornei 500, partecipa a un ATP 1000, me, coglioni. Raga, ho solo aspetta, facciamo riposo perché siamo finiti. Ok, raga, ho saluto il comandante veneziano. Ciao!